La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. Abbiamo parlato dell'importanza del tema, abbiamo ascoltato un movimento lento, ora parliamo dei finali. Spesso i compositori utilizzano questo momento della sonata per concludere una narrazione. Spesso lo fanno in maniera eroica, spesso attraverso un movimento cosiddetto alla breve, che ha il vezzo, ha l'obiettivo di poter strappare un applauso e di divertire il pubblico senza appesantire il discorso musicale. Ovviamente in queste pillole noi cerchiamo di dare qualche spunto. Possiamo trovare immediatamente un controesempio. Beethoven conclude la sonata Hammerklavier con una fuga difficilissima e dal peso specifico enorme. L'esempio che io voglio proporvi è tratto da una sonata di Haydn, una sonata in sol maggiore, un presto che sembra voler divertire il pubblico e voler rendere ancora più leggera la fruizione. Ascoltiamo immediatamente l'inizio di questo presto. La parte centrale è tutta disegnata su un fitto botta e risposta fra mano destra e mano sinistra. E poi il ritorno del primo tema con delle piccolissime variazioni. Nel finale Haydn gioca con la nostra percezione, concludendo questo movimento con una piccola sorpresa.